riusciremo a fare in modo che vengano. Avrei piacere che vedessero insomma la nostra realtà per capirne un po' di più. Auguro a tutti i ragazzi che partecipano a questo torneo di divertirsi, di fare un gran torneo e in bocca al lupo a tutti. Grazie al direttore generale Renzo Berti, tanti argomenti toccati e quindi non ti chiedo naturalmente, visto che tu naturalmente l'hai portato qui a Venezia, il parere su Luigi Pagana, però il mister lo chiamerei qui insieme al direttore generale e ai suoi ragazzi, non solo per quella che è una foto generale, lo accompagniamo anche con un applauso il mister Luigi Pagana. Ricordiamo, è stato anche lui calciatore, una delle colonne tra l'altro del San Paolo Pisa, dove diciamo tu praticamente hai cominciato la tua carriera o comunque una tappa importante. Nel 2000 al San Paolo Pisa è ritornato invece in qualità di allenatore, ha raggiunto la Serie A con il San Paolo nella stagione 2002-2003, poi nel 2004 è passato al Romagna Calcio a 5, ha centrato anche in quel caso la promozione, vittoria della Coppa Italia. Grazie a queste due affermazioni Michele ha assegnato il premio Le ali della vittoria in qualità di miglior allenatore di calcio a 5 italiano. Una stagione a Cesena e una con l'Artigliano Griffo e poi nel 2008 l'arrivo al San Giorgio e successivamente nel 2010 nuovo allenatore del Casino di Venezia Calcio a 5. Beh, la battuta ci sta, dopo tutti questi grandi successi, ecco perché le dita le abbiamo incrociate sì, ma non tanto, perché ce la faremo anche quest'anno. Un applauso naturalmente al nostro mister Luigi Pagana. Io non sono mister d'abitudine uno che chiede appunto tanti applausi, anche se oggi forse è sembrato il contrario per quello che riguarda le presentazioni, però Luigi è una persona molto conosciuta in Italia perché il suo amore per il calcio non è nulla rispetto, non ti emozionare rispetto a quello che è stato il grande amore che invece la moglie ha avuto appunto per lui. La signora Irene, che sono sicuro voleva essere questa mattina con noi, ma sentirà anche quello che sarà l'attestato di stima grazie alle immagini che invieremo. La signora Irene ha donato a Luigi, che era afflitto da una insufficienza renale cronica, un rene. Lo spirito di appartenenza è stato grande di Irene, ha detto tu sei mio e ti farò naturalmente continuare a vivere felicissimo per il restante della tua vita. Facciamo un applauso veramente a questo segno di grande amore. Ecco, dicevo, non è presente la signora Irene, però la vedremo sorridere, sono sicuro, quando tu gli farai questo saluto attraverso questi microfoni e attraverso queste immagini. Ma sì, lei sorride sempre, poi è una persona talmente solare e sorridente che un sorriso non regala mai a nessuno. Comunque sì, bene, diciamo che io e Irene abbiamo una vita felice perché c'è questo rapporto infinito che ci ha permesso di superare mille difficoltà, che ci ha permesso di vivere una vita normale anche quando magari normale non poteva sembrare a nessuno, anche sotto la malattia insomma eccetera, non c'è stato mai scoramento, siamo stati sempre uniti e la soluzione l'ha trovata lei come problema. Per me diciamo non c'era questa soluzione inizialmente, però la forza di Irene ha portato a questa soluzione qua e devo dire che è stata la soluzione giusta. Veramente emozionante, naturalmente questo ricordo, questo passaggio diventano poi cose di minor conto, quelle sportive, leggevo anche la tua intervista dove tu lo hai sottolineato, mentre credo sia importantissimo ricordare che la signora Irene è stata la prima donna in Italia ad aver partorito un figlio dopo aver donato un rene, e qui un'altra rosa gliela dobbiamo mandare. Gioia su gioia, no? Momenti di felicità, diciamo, io e Irene ci sentiamo fortunati, nonostante tutto pensiamo di essere molto fortunati, abbiamo avuto comunque sia una vita felice, abbiamo potuto anche apprezzare di più magari determinate cose che altri spesso secondo me escludono e che spesso si pensa che la normalità sia anche una noia, in realtà alle volte una vita normale può essere anche molto intensa e molto gioiosa, perché alle volte le cose più normali sono le cose più importanti. Grazie mister, ancora un applauso naturalmente per quello che ci hai donato. Io ti passo un attimo davanti perché volevo sentire, prima di congedare naturalmente i ragazzi e il direttore generale, se c'è qualche altro aspetto da aggiungere, perché siete veramente fortunati ad avere quest'anno un mister così. Sicuramente credo che abbiamo fatto molte società comunque in Italia di calcio a 5, penso che non si sta in più comunque che trova adesso e con la fortuna comunque di avere un mister così
Facciamo riaccomodare naturalmente il mister. Un applauso a questa realtà importante del calcio a 5 nazionale che si chiama Casinò di Venezia Calcio a 5. Io vorrei invece ora passare, perché non ci sta solo l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto musicale che accompagnerà naturalmente questa 7 giorni. C'è con noi la professoressa Monica Vanin, pianista, eccola che sta arrivando, la accogliamo naturalmente con un applauso perché accompagnerà Giovanna, una grande colonna naturalmente della musica nazionale, l'accompagnerà in questi 7 giorni. A lei il microfono naturalmente per il saluto e anche per un'anticipazione di quello che dà. Grazie infinite. Infatti stiamo ascoltando la voce di Giovanna, l'ultimo che ha fatto, che è uscito da pochi giorni. E tra l'altro ci presenterà questo pezzo anche in nave. Niente, che dire, io sono emozionata, per me è la seconda volta qui con il calcio che c'era con la MSC. Io voglio ringraziare di cuore Andrea Segato e anche la MSC perché veramente organizzano un importante, un evento sportivo dove ci sarà una bellissima cornice che sarà la musica e anche la moda in questa occasione. Ho partecipato già con il torneo femminile, il primo torneo femminile dove la protagonista per quanto riguarda la musica è stata Katia Cerenni e lì ho viaggiato veramente bene, l'emozione è stata grande e soprattutto grande perché è stato il primo evento con le donne. Questo è il terzo evento maschile, un evento sportivo che sta crescendo, sta facendo veramente un grande percorso in salita e quindi grazie a chi organizza con serietà e professionalità questo evento sportivo e grazie anche alla MSC. Devo dire che la musica all'interno di questa compagnia è già protagonista, se noi osserviamo i nomi delle navi, l'ultima arrivata è la Magnifica, però c'è la poesia, c'è la musica, c'è l'orchestra, la lirica, l'opera, la melody, quindi credo che veramente la musica all'interno della nave c'è già, sicuro è magnifico. Non ci sarà solo sport, ma ci sarà cultura, ci sarà musica, moda e anche l'opportunità di viaggiare e di vedere città importanti. Due cose sul concerto: abbiamo la musica leggera e non solo, una grande regista si occupa di musica leggera da sempre, ma anche di musica classica e di musica sinfonica. E poi abbiamo i divi, Giovanni e Valeria, che faranno la cornice con abiti meravigliosi. Voglio ricordare che questi due stilisti